Come di consueto vi arrivi il mio ben ritrovati naturalmente sul canale web www.venetoglobe.com, ben trovati e ben ritrovati anche sul canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente che manda in onda il nostro appuntamento sportivo ogni sera intorno alle 19:40 circa in seconda fascia e poi nella fascia mattutina. A tutti voi una buona giornata, è venerdì e allora andiamo a vedere quello che succederà nel prossimo weekend che andremo a trascorrere per voi insieme alle notizie più interessanti dello sport. Il nuoto per cominciare, dopo Federica Pellegrini di cui abbiamo parlato ieri perché si è strappata diciamo così l'ottavo pass per i mondiali, vede una trevigiana, la trevigiana Panziera, andare sotto i 59 secondi nei 100 d'orso, quindi un'altra bellissima e grande prestazione. Buone anche le prove di detti e paltrinieri che vedete. Lutto invece nel mondo del calcio, lo ricordiamo, vogliamo ricordarlo così, Dario Dallanese, avvocato, 47-48 anni e da alcuni anni impegnato nella guida della compagine calcistica del calcio conegliano. Sembra che a causare la morte, dicevamo, sia stato un infarto, lo ha trovato la madre con cui viveva nel bagno vicino alla camera riverso a terra. I funerali si terranno domani mattino alle 10:30 a Monticella, nella chiesa della Madonna delle Grazie. A tutta la famiglia naturalmente le condoglianze dalla redazione giornalistica e sportiva di venetoglobe.com. Parliamo di Serie A, parliamo di calcio ancora. Ieri sera ci sono state delle gare interessanti per quanto riguarda i gol segnati, i risultati. Il Sassuolo ha dilagato 4-0 con il povero Chievo. L'Atalanta, che vedete con Ilic in grande spolvero, ha vinto per 4-1 contro il Bologna di Mihajlovic. Domani 31esima giornata del campionato di Serie A che va già a iniziare con Parma-Torino, Juventus-Milan, partita del preserale alle 18 e alle 20:30 poi Sampdoria-Roma. Si è giocato anche in Serie B la scorsa settimana, si gioca e si va in campo da questa sera per la prossima giornata. Brescia-Venezia, poi sabato si giocherà Carpi-Padova, nonché Cittadella-Livorno, con il Cittadella sempre più alla ricerca di punti ancora utili per cercare di salire, mentre lunedì chiuderà il tutto Palermo-Verona. La Serie C vive ancora sulla lotta tra Pordenone e Triestina che va a Gubbio, mentre Pordenone va a Ravenna. Poi le altre gare: Teramo, Lanerossi Vicenza, Virtus Verona, Imolese. Ancora il presidente del Pordenone Lovisa all'attenzione sui quotidiani trevigiani, si continua a parlare di questo interessamento per il Pordenone di venire a giocare il prossimo anno allo stadio Tenni di Treviso. Dopo le smentite arriva un quasi tentativo di provarci da parte di Lovisa, che dice però attenzione, io tengo sempre come prima scelta il mio Friuli, dice, però vedo che a Pordenone non ci sono tanti industriali intenzionati a darmi una mano, quindi potrebbero aprirsi altri scenari, altri sipari. Per quanto riguarda la Serie D, nel girone C la prossima giornata, quella che si disputerà domenica, vedrà Belluno Tamai, Cartigliano, Montebelluna, Chions, Feltre, Ciarlins, Musane, Arzichiampo, Delta Rovigo, Levico, Este, Adriese, San Donà di Piave, Campodarsego, Trento, San Giorgen e Bolzano Clodiense. L'eccellenza, il girone B prevede questa giornata Calvinoale Union QDP, ritorna in campo l'Eclisse Careni Pieve Ginal, D'Agostin di Pieve di Soligo contro il Giorgione, Lia Piave Vittorio Veneto, Nervesa Union Pro, Porto Mansuè Istrana, Real Martellago Liventina, Tombolo Mestre, Treviso Union, San Giorgio Sedico. Gli occhi sono puntati sulla prima fascia, Luparense e Mestre. Se il Mestre dovesse vincere
vincere tiene ancora tutto vivo, e quindi i festeggiamenti a San Martino di Lupari ci sarebbero la prossima settimana. Se poi ci sarà invece il tombolo a fare un piacere al San Martino di Lupari, vedremo insomma i festeggiamenti in campo esterno per quanto riguarda la Luparense. E la promozione nel girone di ritorno vede lo scontro tra Prodeco Montello e Portogruaro. È arrivato finalmente, si dovrà decidere, e lo faranno le due contendenti, il campionato di promozione. Portogruaro che ha preso un leggerissimo vantaggio, Prodeco Montello, di cui vedete Marchetti in una nostra intervista. Marchetti e il DS Casagrande intenzionati naturalmente a vender cara la pelle e a giocarsi il tutto per tutto in questo scontro finale, possiamo dire. Anticipi e variazioni: domenica la gara tra Treviso San Giorgio Sedico si giocherà a Silea, non più al Tenni. Santa Lucia Susegana Caerano di prima categoria si giocherà invece nella serata di sabato alle 20:30 allo stadio 25 aprile di Santa Lucia di Piave. Il 10 aprile si disputerà invece sul neutro di Falzè di Trevignano la finale del Trofeo Veneto di seconda categoria tra Re Frontolo e Virtus Agredo. Apriamo la pagina dedicata al basket con il TVB Basket Treviso De Longhi, con 3 trabocchetti da evitare, scrive La Stampa questa mattina, per conservare proprio il secondo posto attuale. Quali sono i 3 trabocchetti? Le 3 prossime squadre, le 3 prossime partite da affrontare: Ravenna, Piacenza e Udine. Uno sprint gomito a gomito con Montegranaro. Si inizia domenica sera al Pala De André di Ravenna con il contenimento su questo giocatore Smith, che è l'attuale capocannoniere del campionato. Andiamo in A2 femminile con il Ponzano che ha perduto in casa sabato scorso contro Costa Masnaga. Facciamo anche le condoglianze a tutta la società del Ponzano femminile, perché c'è stata la perdita di un dirigente che era entrato dallo scorso anno appunto all'interno della società, tra l'altro un dirigente che era presente proprio anche all'ultima gara, quella con Costa Masnaga. Le condoglianze ancora dalla redazione di venetoglobe.com. Andiamo sul parquet del Palacicogna con il coach Gabriele Pirola proprio di Costa Masnaga. Una vittoria importante su un campo dove era caduto anche Moncaglieri. È un campo sicuramente difficile perché questa squadra gioca con intensità, con determinazione, si vede che vuole una posizione migliore di classifica, se la vuole conquistare col campo. Noi sapevamo che non sarebbe stato semplice, e non è un modo di dire, nel senso che conoscevamo le caratteristiche che aveva Ponzano e potevamo metterci molto in difficoltà. Siamo partiti bene, abbiamo avuto per 30 minuti un po' di difficoltà dalla lunga, abbiamo tirato anche poco e non abbiamo segnato molto, poi finalmente siamo riusciti a dare quel break che poi ci siamo portati fino alla fine. Un bel segnale sicuramente è stato la capacità da parte della sua squadra di reagire agli assalti di Ponzano. Per 3 volte Ponzano aveva impattato e per 3 volte poi voi l'avete punito. Sì, lì la squadra è stata solida, ha fatto ha alternato un po' di cose semplici ad altri buchi, però diciamo che poi quando c'era da mettere una pezza è venuta fuori carattere e personalità sia da parte delle più esperte che da parte delle meno esperte. Per noi questo significa un buon passo in avanti. Soprattutto un buon segnale in vista del rush finale del campionato, che vi vedrà per forza protagonisti di una post-season interessante. Sì, noi proveremo tutto il possibile e l'immaginabile, ovviamente. Questo pallone che ha sfiorato il nostro Matteo Valente, che ha curato l'intervista appunto con il coach Gabriele Pirola di Costa Masnaga. Andiamo poi, rimaniamo sul parquet del Palacicogna con una delle migliori giocatrici della partita, ovvero Giulia Brotto, che è stata veramente una bella sorpresa, un'ulteriore bella sorpresa, ma andiamo a sentirla. Con un nuovo look per i nostri amici naturalmente di Veneto Globe, una partita in cui Ponzano ci ha provato. Giulia, avete giocato bene e ci avete provato, naturalmente è venuto fuori poi la classe e il talento di Costa Masnaga.
Sì, sicuramente abbiamo giocato contro una delle squadre più forti e più equipaggiate in questo momento. Rimane il fatto che se noi riuscissimo a giocare sempre così, quante cose belle verrebbero fuori. E l'intensità è alta, soprattutto in questa parte finale del campionato, e dobbiamo continuare a provarci fino alla fine perché potremmo fare tante cose. Domenica si va a Carugate, è una partita decisamente più alla portata ma più difficile forse dal punto di vista dell'impatto nervoso, dove sapete che vi giocate tantissimo del vostro futuro. Certo, è una partita importante che dobbiamo riuscire anche ad imparare come gestire queste cose a livello mentale, perché la 2 richiede un grande sforzo anche sotto questo punto di vista. Dobbiamo portarci avanti le cose buone e fatte bene di questa partita, che se riusciamo a metterle in pratica contro Carugate abbiamo sicuramente delle buonissime possibilità. Questa era Giulia Brotto, complimenti a lei e nuovo look, come diceva il collega Matteo Valente. Di nuovo le condoglianze, vi dicevo, alla famiglia Mussato del Ponzano. Marcello Mussato purtroppo è scomparso in queste ore, e quindi ci uniamo alle condoglianze alla società e alla famiglia Mussato. La Ruker, per quanto riguarda la Serie B maschile, a Vicenza ha perduto e allora cerca la vittoria in casa contro il Palasystem di Saccon di San Vendemiano contro Desio. Non dovrebbe essere difficile, fanalino di coda Desio, però attenzione a queste gare, lo saprà sicuramente Marco Mian e l'avrà già detto ai suoi ragazzi. Continuano le coppe nella pallavolo maschile e femminile. Ieri vi dicevo Kazan che ha battuto 3-2 Perugia, siamo nel maschile ma va bene questa foto, poi arriviamo subito. Civitanova batte 3-0 Belchatov e mercoledì ci sono le gare del ritorno per quanto riguarda il settore maschile. Per le donne ieri sera grandissima partita di Igor Gorgonzola Novara ad Istanbul, vince 3-0 contro il Vakivank di Guidetti, campione d'Europa, campione del mondo, insomma una prestazione super tra l'altro di Egonu, ma ora attenzione, eccola qui Egonu, ma ora attenzione al secondo tempo a Novara, perché Limoco insegna, insomma dopo un bel primo tempo, dopo un brutto primo tempo in casa, Limoco è andata a riprendersi la partita in quel di Istanbul, quindi staremo a vedere, ma si potrebbero profilare delle finali tutte italiane a Berlino, ma non diciamo nulla. Al Palaverde la squadra di Santarelli ha giocato alla grande e adesso affronta per cominciare i playoff Cuneo per la prima trasferta nei playoff di questo campionato dopo la regular season, e in attesa di andare nuovamente in Turchia, di andare nuovamente ad Istanbul a giocarsi la partita numero 2, quella che vale la finale contro il Fenerbahce di Vargas e di Bristio. Benetton Rugby per chiudere, perché è tutto pronto, i ragazzi del Benetton volano a Dublino, affronteranno Leinster, partita che lo scorso anno si vinse. Per quanto riguarda il Benetton c'è la voglia di fare il secondo colpaccio, anche se Leinster non è così d'accordo. Leinster che comunque è già semifinalista del Pro 14. Sentiamo che ne pensa Tommaso Alan. Allora, siamo con Allan, un attimo di riposo prima di continuare l'allenamento. Tu non sei stato tra quelli che hanno giocato a Connacht, però ci inquadri ugualmente questa settimana di allenamenti e questa partita a Dublino. Sì, certamente abbiamo avuto 2 settimane di pausa, diciamo, ci siamo sempre andati molto duro, col focus sicuramente su Leinster. È una partita che l'anno scorso abbiamo vinto e puntiamo a farlo anche quest'anno. I ragazzi sembrano molto confidenti, tutti quanti hanno fame di far bene su a Dublino e sarà sicuramente una sfida molto interessante. A Dublino poi ti lega che lo scorso anno fosti man of the match, uomo del match, e giocasti una gran partita. Sì, io provo sempre a dare il meglio per la squadra, in qualunque sia l'aspetto. Sì, era una bella giornata, bella serata l'anno scorso, speriamo di fare anche un'altra adesso. Come ho detto prima, i ragazzi sono veramente entusiasti di questa settimana, sono 3 partite molto importanti che ci aspettano, quindi sarà un mese molto intenso, però siamo contenti di essere in questo posto adesso. Hai anticipato tu, in effetti sarà un mese importantissimo, poi ci saranno altre 2 partite con cui andare a raccogliere punti. Sì, esatto, ogni punto è fondamentale adesso, siamo veramente
sarà un mese molto molto duro, però è bello essere in questo posto adesso. L'anno scorso eravamo lì per i playoff per la Champions, adesso siamo lì per i playoff, quindi sì, è bellissimo, sono pressioni che ogni giocatore vuole avere. Manca veramente poco per i playoff di questo Pro 14, allora in bocca al lupo al Benetton. È tutto per quanto riguarda questa nostra ultima fatica settimanale, fatica piacevolissima tra l'altro quando si parla di sport. A tutti voi buona serata e ci ritroviamo lunedì per raccontarvi tutto quello che è successo nel weekend.